Oggi viene riposizionata la statua del leone sulla sua posizione sul blocco di cemento in Viale Europa. Finalmente è arrivata a conclusione questo restauro, questo simbolo che per noi veneti è nella bandiera del gonfalone della regione Veneto ci porta, diciamo, a essere, diciamo, rispettosi in questo senso. È un regalo di Natale per i montechiani e anch'io faccio questi auguri di buon Natale per tutti quelli che non riuscirò a farlo personalmente. Una strenna natalizia arrivata in anticipo e a distanza di solo poco più di 3 mesi dal pesante sfregio subito ad opera di un vandalo. Il leone alato torna dunque al suo posto nella rotatoria dopo un paziente lavoro di restauro realizzato in tempi record. Era stato installato lì solo un anno fa. Il sasso lanciato violentemente a breve distanza aveva abbattuto parte dell'ala che cadendo aveva troncato anche la coda del leone marciano. Un oltraggio al simbolo della Repubblica Serenissima e della Regione Veneto avvenuto nella notte tra il 15 e il 16 agosto. Le immagini del momento esatto all'1:37, immortalati dai diversi sistemi di videosorveglianza della zona, avevano permesso agli agenti di polizia locale di individuare dopo quasi una settimana l'autore del gesto, un 54enne castellano che è stato denunciato a piede libero. Agli agenti oggi l'amministrazione comunale è tornata a complimentarsi per la rapidità di quelle indagini, invitando i cittadini a rivolgersi a tutte le forze dell'ordine per la tutela del patrimonio artistico, segnalandolo tempestivamente anche gli episodi sospetti.